Bentrovati con Foro Siciliano Live. Noi stiamo ancora festeggiando questo primo nostro compleanno. Ovviamente vi ricordo sempre che attraverso il nostro sito, attraverso YouTube, potete sempre rivedere quanto accade durante le dirette, quindi vi consiglio anche di riguardare cosa è accaduto ieri sera all'interno di Sicilian Air. Ma andiamo avanti, pensiamo al presente perché è già venerdì e quindi avete iniziato a leggere un po' di più, perché sennò ci battete, lo sapete. Oggi c'è lui, Giorgio Lupo, della rubrica Letto e sottoscritto, il nostro scrittore titolare. Tu sei il nostro scrittore titolare. Buongiorno Giorgio. Ciao Eliana, ciao a tutti. Mi è rimasto il saluto, sono stata in apnea praticamente fino a quando finivi la frase e stavo svenendo perché l'hai fatta un po' più lunga del solito, per cui Vabbè, ogni tanto così capita, sai, siamo ancora vabbè, qua ma tutti. è l'aria del fine settimana, il venerdì si sente No, che il in qualche compleanno, il modo compleanno di Compro Siciliano che il ancora ci fa compleanno essere di tutti ieri, così insomma, briosi. sì, 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 Vedi, assolutamente. abbiamo brindato. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo ad oggi, letto e sottoscritto. Io spio sempre per capire se fra le copertine dietro di te riesco a riconoscere quella nuova. Dov'è? No, quella nuova è, aspetta Ma che la non faccio una va. magia, te arancio. Non vale se la nascondi sempre giù e io non la trovo mai. A me Ma io non piace ho... stare. Facciamo, Sì, sì, allora, fammi è questa tanto... promessa: la prossima settimana la nascondi in mezzo agli altri e io devo dirti a destra, a sinistra, in alto, in Brava, così basso. sarà Tanto. evidente che non hai seguito i precedenti venerdì. Quindi No, proprio... ma io c'ero gli altri venerdì, te lo giuro, No, ero no, però qui. se becchi il libro sbagliato ti voglio, quindi non ti consiglio di fare sta prova No, no, qua. no, ci provo, ci provo. Solo che mi avvicino sempre per vedere meglio, vabbè, a parte sempre Eh proprio sì, ciecata perché... totale. Ma diamo subito il benvenuto alla scrittrice di oggi? Sì, sì, Te Aranno, sicilianissima. Ciao Ben Tea, arrivata ben Tea! Ciao, arrivata, ben ciao, arrivata. grazie. La colpevole Di cosa? diciamo, una serie di emozioni, commozioni. Guarda, leggere Tea è un po' come entrare in un mondo magico, per cui la faremo parlare, però veramente ha una scrittura incredibile, incredibile. Una scrittura incredibile. La fai È una imbarazzare scrittura... così, Giorgio, però. Lo No, so, però ora poi vabbè, introduco e ti introduco ovviamente un po' meglio, al di là delle mie considerazioni che poi non a tutti magari possono interessare. Teheranno, io ho letto e segnato, scritto, studiato, amato Terra Marina, che è la sua opera più recente, che comunque è la seconda di quella che probabilmente, poi confermami te, sarà una trilogia, con la prima uscita è stata Amuru Sansa. È proprio che arriva, è una produzione letteraria che arriva dopo una cospicua produzione letteraria antecedente che aveva un ritmo e una intensità sicuramente di maggiore impegno sociale rispetto a questi ultimi due, non che questi non abbiano degli echi nella società in cui ci muoviamo, ci mancherebbe, ma sicuramente sono diversi. E su questi due ci soffermeremo oggi. Tea, ti chiedo intanto questo che credo sia un neologismo, no? Non so se lo hai recuperato da qualche parte o l'ho inventato. Ti chiedo Amuru Sansa, che è il titolo del primo libro, ma ricorre frequentemente anche all'interno di Terra Marina. Cosa è Amuru Sansa? l'amorosanza. Allora, l'amorosanza indica quei piccoli atti d'amore, di gentilezza, di affetto, di eh, commozione con cui tu dimostri il bene. Ed è sicilianissimo perché era un termine che usava una mia prozia che non aveva figli, veniva a casa mia sempre quando noi eravamo bambini con d'inverno con lo scialle, sotto lo scialle aveva la truscia, che era sto fazzoletto annodato per le cocche, e dentro c'era sempre un regalo, estate, inverno che fosse, lei non veniva mai a mani vuote. E quando mia mamma diceva, ma no, non si disturbi, ma perché? Lei diceva sempre, ma che vuoi? È un'amorusanza. E questo è un'amorusanza è rimasto ed è diventato termine che ho portato qui con me, qui a Roma, e
che è diventato poi forse una delle chiavi di lettura di tutte le cose che scrivo. Però mentre precedentemente, nei libri precedenti all'Amorusanza, c'era più il tasto dolente, quindi una denuncia sociale e tutto, questo dall'Amorusanza a Terra Marina e a quello che verrà, rimane invece sempre un impegno contro le situazioni di corruzione, di malversazione, di malpolitica, di violenza sulle donne, però su un registro diverso, che è il registro buffo, dell'opera buffa. Si ride, si scherza, e però ridendo, e cantando e scherzando io faccio passare denunce forti. Ecco, questa è una cosa che mi sembra importante, cioè cambiare registro mantenendo un tono di denuncia, perché io sono convinta che la penna è uno strumento di responsabilità e quindi bisogna usarla per smuovere qualcosa, per suscitare emozioni, sensazioni, per colpire, per toccare, per dare il senso di un impegno che ormai diventa necessario in tanti ambiti. Quanto ti è costato renderti così vulnerabile e trasparente? Mamma mia, bellissima domanda, terribile domanda, perché significa essere spellati, significa non avere protezione e significa porgersi ai colpi, alle batoste, a quello che il dolore ti procura nella vita, quanto male senti, e sentirlo forte per poterlo poi raccontare. Quindi costa tanto, costa giornate di tristezza, costa giornate di malinconia, di pianto, di mancanza d'aria, però alla stessa maniera produce risate a mai finire in certi momenti, per cui io mi chiedo se quando, soprattutto nell'Amorusanza, c'è la scena del confessionale che mi capita di rileggere, ogni volta che la leggo rido, mi chiedo se sia una mia debolezza o se veramente quella scena faccia proprio ridere. Ti racconto un aneddoto veloce, te l'ho raccontato mi sembra. Stavo leggendo un paio di giorni fa, a un certo punto mi metto a ridere, stavo leggendo Terra Marina e c'era mio figlio Davide di 6 anni che fa: perché ridi? Ho detto no, niente, è il libro. E mi guarda e dopo un po' fa: ma certo che li ami veramente tanto i libri. Ed è stata una cosa bellissima perché ha intuito che ero in una relazione d'amore con ciò che stavo leggendo, ha capito che c'era qualcosa. Non ti ho fatto la domanda a caso sul quanto ti sei spogliata e resa vulnerabile, perché credo che la parte più rivoluzionaria della tua scrittura non sia la denuncia, perché passami il termine, la denuncia che arriva forte, arriva, fa tutto il suo mestiere di denuncia, ci siamo un po' abituati. Quello a cui non siamo abituati più è invece sentire parlare del bene. E io credo che se c'è una rivoluzione in ciò che è scritto, e c'è, perché è un libro veramente fuori dal normale, secondo me, è proprio questa capacità di cantare il bene e di far comprendere quanto ce ne sia in giro. E volevo capire tu che ne pensavi di questa mia sensazione da lettore, ovviamente. No, è bellissima, te ne ringrazio, perché per me il bene è alla base di tutto e la vita me l'ha fatto capire privandomi, procurandomi anche tanto, tanto male, tanto dolore e quindi mi ha fatto capire quanto sia indispensabile il bene che ti sta accanto, quanto sia indispensabile dirlo il bene, trovarlo, cercarlo e viverlo, vivere con amorusanza. È questo che ho imparato. È questo che nei tanti anni sono
30 anni che scrivo, ho cominciato nel 90 a scrivere, mentre facevo giurisprudenza, mi sono laureata, studiavo per notariato, però nel 90 io ho cominciato seriamente a scrivere. In 30 anni di scrittura e in 30 anni di vita che la scrittura ha accompagnato, è stato proprio questo, passare per le strade del dolore per capire quanto il bene sia importante e quanto ce ne sia, perché mi ricordo sempre una frase che diceva il mio sacerdote quando noi eravamo bambini e andavamo in parrocchia: ricordatevi che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Quindi il male fa tanto rumore, il male lo vediamo dappertutto, il bene è silenzioso e ce n'è in una quantità esorbitante in ogni ambito, in ogni settore. Ci sono ragazzi meravigliosi, si parla così tanto male dei ragazzi, ci sono insegnanti meravigliosi, ci sono medici meravigliosi, straordinari, ci sono persone comuni della vita di tutti i giorni che appena dai una stizza d'amorosanza te ne danno una camionata di amorosanza. È bellissimo perché qui stiamo raccontando sensazioni, sentimenti, non siamo entrati ancora nelle trame, nei dettagli, eppure c'è questo ritorno importante che forse è quello che più ti lascia, no? La lettura di un libro, quello che accompagna, quello che puoi portare con te anche se magari dopo qualche anno ti sfugge quel dettaglio, quel particolare, quel nome, però sai quello che ti ha lasciato, quell'impronta che ti ha colpito e che è rimasta dentro di te, perché poi alla fine dei libri ce ne nutriamo, di questi racconti che entrano dentro di noi, nel nostro immaginario, nella nostra memoria, come fossero parte di storie che abbiamo vissuto noi nella nostra vita, e allora rimangono impresse. Quindi è veramente bellissimo questo momento. Io però vi devo interrompere per qualche istante, abbiamo uno spot e siamo fra qualche secondo nuovamente insieme. Questi pochissimi secondi per ricordarci del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, dove potete trovare tutto il meglio del Made in Sicily. Ma torniamo alla nostra ospite di oggi, diretta e sottoscritto, Giorgio Lupo. Con te Aranno volevamo parlare anche di Terramarina, ovviamente, di questo suo ultimo libro. Assolutamente, vabbè, lo faccio nuovamente vedere. All'interno di Terramarina, Tea, al di là del tema del bene che rivoluziona, che apre mondi, poi in questa vigilia di Natale così generatrice, no, di tantissime cose però belle. Spieghiamolo, se no pensano che siamo registrati e che non si mieta la vigilia di Natale nel libro di Te Aranno, se no ci dicono ragazzi è passata Pasqua da qualche ora. Hai ragione, se no sembra che stiamo registrando, invece no, esatto. Rigorosamente live come ogni venerdì. Allora, stavo dicendo, sicuramente il tema di questo bene che arriva nel libro il 24 di dicembre scardina attraverso una vita nuova le vite di tanti, no? E si muovono e c'è tantissimo dinamismo e tra l'altro con una tecnica narrativa che tu padroneggi istintivamente, ma che è da manuale, nel senso che noi abbiamo parlato delle sensazioni che Terramarina dà, la voglia di vivere, la capacità di scoprire la magia in ogni vita, ma tutto è mostrato, cioè quando leggi sei dentro quelle famiglie, non è che c'è qualcuno che ti fa il pistolotto moraleggiante, sei proprio lì che tu vedi Lori, ti emozioni con Sarino, ti emozioni con il custode che fa un cambiamento che ti schianta. Io ho finito di leggere questa parte poco fa e l'ho scritto, la devi smettere di farmi piangere perché poi mi vergogno. Quindi come tutti gli uomini non è che quando uno si emoziona o piange si sente proprio a posto, no, però è una sensazione veramente splendida. Altro tema trattato da Terramarina, scusami, è il rapporto che abbiamo con i morti. E mi interessa molto che ce ne parli, Tea, perché è un rapporto molto particolare e molto siculo, ti anticipo, così evito riferimenti che non c'entrano nulla se non indirettamente.
Grazie, grazie. Allora, io avevo una nonna straordinaria, una nonna contatrice. Io vengo da una famiglia di donne che raccontavano le storie. Possiamo Mia raccontare mamma ha anche da una dove vieni, Tea? da Perdonami perché credo Melilli. che non l'abbiamo detto. Tu vieni da Melilli, in provincia di Siracusa, ma è da una vita che Provincia vivi di Roma, a Roma. sì, di Siracusa, Melilli, in provincia di Siracusa, da 26 anni vivo a Roma. Quindi questa E, nonna era a Melilli. sì, 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 la nonna Melilli, la nonna, mia madre, le mie zie. Mia madre, tra l'altro, una maestra giovanissima, una giovanissima maestra degli anni 60, rampantissima, che mi utilizzava. Adesso penso col senno del poi di capirlo, come cavia dei suoi esperimenti letterari didattici, che mia madre gli ha messo nelle mani tutti gli strumenti per, che mi hanno aperto i mondi. Cioè, io ho cominciato a scrivere per gioco, riempendo di ondine un quaderno, andavo da mia nonna e le dicevo: me lo leggi per favore cosa ho scritto? Per cui già a pochissimi anni già maneggiavo la penna, i libri, ho cominciato a leggere prima di andare a scuola, le storie, le favole, i conti. I conti di mia nonna erano conti, nel senso che lei era capace di tenere un pubblico di ascoltatori appiccicati a lei, perché aveva questa capacità straordinaria di variare il tono della narrazione non appena vedevo che l'attenzione calava, per cui non appena l'attenzione calava ci mettevo un morto, ci metteva un attentato, un brigante, per cui era una cosa Quindi erano dei stranissima. conti un po' thriller. Erano conti thriller, ma mia nonna mi raccontava Barba Blu con un pathos quando Annina andava su a vedere se arrivavano i fratelli, se arrivava il fratello per venire a salvare lei, da Barba Blu già con l'ascia pronta e la testa sul ceppo, cioè spettacolare. Barba Blu raccontata da mia nonna, spettacolare. Per cui questi vivi e questi morti in una commistione di vita, per cui poi lei aveva anche un'ipersensibilità e lei li sentiva i morti, questo sentirli, questo percepirli, questo viverli accanto l'ha trasmesso, l'ha trasmesso. C'è la sua casa dove io sono andata e vado quando sono a Melilli e mi dicono le mie cugine: tu sei una pazza, perché io vado lì in quella casa dove sono morte tante persone e qualche anno fa mi sono ritrovata lì a chiamarle, invocarle, tutte le donne che erano morte lì, dicendo: venite, venite, raccontatemi una storia. E da questa cosa poi è nato Sentimi, che è la storia della signora col taccuino che scende in Sicilia e la notte del 29 febbraio 2016 una zia la chiama: vieni, vieni, ti devono parlare, la porta in piazza, a Piazza Rizzo, Eliana. E in questa piazza piena di nebbia la signora rimane lì e la nebbia sono le anime delle donne morte che tutte: sentimi, 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 ora tu la conti quella che fu la vita nostra, perché si sappia che la vita ci tagliò ma non ci abbatté. E quindi questo rapporto tra i vivi e i morti è fortissimo, e sempre da lì viene, sempre, sempre da quello che io ho appreso e imparato da bambina, questo mondo magico, meraviglioso, meraviglioso. Ecco, se devo dire la vita, appunto, poi è stata faticosa, ma se c'è stato un periodo meraviglioso della mia vita che poi ha dato proprio l'input a tutto il resto, è stata un'infanzia trascorsa tra le storie, l'immaginazione, i racconti, le fiabe sonore, a mille ce n'è, e tutte le voci del cantastorie che ho ancora nelle orecchie, per cui io conto, i miei sono conti. Se ho ancora È il tempo, non bellissimo. so, sì, è una cosa strana, Eliana, che ho notato, l'ho fatto io con lei scrivendoci su WhatsApp, ma l'ho notato che lo fanno tutti, che lei quando scrive qualcosa ti trasferisce il suo modo di esprimersi e tu hai voglia di risponderle con la stessa lingua. Se tu Beh, vedi i commenti sui suoi post di Facebook, lei parte con qualcosa di pazzesco e tu dici, vabbè, sarà un estratto del libro, invece no, è un pensiero che comunque Ok. sembra a sua volta un pezzo di romanzo. E giù, chi scrive si mette a nudo e mette una magia che non trovi da nessuna parte. È una portatrice sana
di felicità. E il libro è questo, è un contenitore pazzesco. Tu lo sai, io sono un entusiasta dei libri, però nella top 10, nella top 5, insomma nei primi tre forse di tutta la mia vita ci metto questo. Come ho messo Remo Rapino, Garcia Marquez e Tea Ranno. Quindi insomma, sei in buona compagnia. Detto questo, dobbiamo chiudere qui. Più di questo non sappiamo cos'altro aggiungere. Grazie. Tea, noi ti ringraziamo per essere stata oggi con noi all'interno di Compro Siciliano Live. Tea sarà ospite alla seconda edizione del Termini Book Festival, quella in presenza, sempre che sponsor permettendo, mecenati come li chiamo, sì, sempre che la confermeremo, perché siamo ancora in fase di organizzazione. Speriamo le dita, speriamo che si possa. Assolutamente. Grazie ancora, Tea. Grazie a Tea, e alla prossima. E soltanto Eliana, il tempo del prossimo appuntamento con Roberto Mistretta, tra l'altro avremo anche Don Fortunato Di Noto. Roberto Mistretta è giallista che ha vinto il premio Tedeschi, ma in questo caso è un libro su uno degli uomini che ha combattuto e che combatte strenuamente la piaga della pedofilia. Avremo direttamente Don Fortunato Di Noto, Roberto Mistretta, una puntatona molto intensa, visto il tema sicuramente non facile che tratteremo. Grazie Giorgio Lu per tutto quello che fai ancora prima ovviamente di quando andiamo in onda. Grazie Giorgio Lupo, appuntamento con Letto e sottoscritto venerdì prossimo. Noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre a mezzogiorno con Io Compro Siciliano Live. Ciao!